Eccoci mister, un 2-0 salutare sotto tutti i punti di vista, un 3 punti che danno più tranquillità anche se non certezza matematica, ma soprattutto abbiamo rivisto un Portogruaro pimpante e aggressivo. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara oggi contro un avversario di tutto rispetto e non dimentichiamo che la Montanese è una squadra, un'ottima squadra. Perciò noi eravamo nella partita domenica scorsa con il Martellago dove avevamo fatto molto bene, però siamo stati diciamo, penalizzati dagli episodi. Oggi invece diciamo che tutto ha girato per il verso giusto, anche se ripeto la squadra mi è piaciuta proprio dal punto di vista della concentrazione, dell'applicazione. Avevamo voglia di riprendere, di fare una vittoria anche per il nostro pubblico che avevamo lasciato poi in astinenza da un bel po', volevamo dare una soddisfazione al nostro pubblico che è sempre eccezionale, che sempre ci applaude. Adesso guardando avanti con questa partita finita così, cambia qualcosa nei piani o no? Ma noi siamo sempre propensi a far meglio sempre, noi ci impegniamo, cerchiamo di dare tutto, cerchiamo sempre di fare meglio, per dare proprio delle soddisfazioni sia a noi stessi ma alla società. Noi non ci accontentiamo, sappiamo anche però purtroppo a volte accettare anche delle sconfitte perché fanno parte del gioco, soprattutto quando si trovano anche degli avversari più bravi. Oggi secondo me è una partita molto delicata perché da troppo tempo non vincevamo e correvamo il rischio di complicare la vita un po' in una stagione che secondo me è più positiva. Abbiamo fatto una bella vittoria, ripeto, la dedichiamo proprio ai nostri tifosi. Sì, beh, il primo tempo il gol era meritato, abbiamo giocato meglio, poi abbiamo rischiato il pareggio, ma cos'è oggi che ha fatto la differenza? C'è un qualcosa che ha fatto la differenza o ci è andato tutto bene? La differenza l'ha fatta il gruppo, abbiamo un gruppo eccezionale di giocatori che non si scoraggiano mai, che anche se perdono una partita trovano sempre le risorse e la volontà di riprendere andate lì. E questa è la nostra forza, che è stata la nostra forza dall'inizio dell'anno e lo è tuttora. Sappiamo accettare anche le sconfitte, questo fa parte del gioco, vuol dire rimettersi in gioco settimanalmente e cercare sempre di fare di più per dare soddisfazioni a una società e un pubblico, ripeto, che lo merita. Allora concludiamo dicendo bravi a tutti. Certamente. Grazie.